è l'occasione di dare modo ai veneti di decidere, di esprimersi come accade in Catalogna piuttosto che in Scozia. Non è nulla di illegale o di sovversivo, ma la volontà quantomeno di udire i veneti circa la volontà di essere indipendenti oppure no. Voglia di indipendenza quindi, e le 100.000 firme raccolte in 2 giorni sono un grido di dolore, l'ennesimo lanciato dalle categorie economiche e produttive, dalla gente messa in ginocchio da tasse e balzelli sempre più devastanti per l'economia anche delle nostre imprese. L'indipendenza del Veneto potrebbe essere la soluzione, è quanto ha dichiarato anche l'assessore regionale al bilancio Roberto Ciambetti, commentando il dato relativo alla raccolta firme per promuovere il referendum consultivo. Abbiamo visto una trasversalità, appunto, e un idem sentire che parte dal Veneto, che non ne può più del ladrocinio continuo che viene fatto nei confronti del Veneto. L'ultima, quella che hanno messo in evidenza anche gli industriali, ma che io avevo denunciato ancora nel dicembre scorso, che l'IMU e la Tasi, così come sono state configurate, tutte i provenienti da parte delle attività produttive, capannoni e attività commerciali vanno a Roma e non restano nei comuni. Quindi questa IMU non è una imposta municipale, è falsamente municipale, è una posta statale e i sindaci purtroppo hanno solo il ruolo di gabellieri e non possono controllare nulla. Certo, ha continuato Ciambetti, la regione cerca di seguire una strada per non gravare sulle tasche dei cittadini, ma a questo si contrappone la capitale. Noi siamo l'unica regione, assieme alla Basilicata, a non applicare nessuna addizionale su IRPEF e IRAP. Noi abbiamo fatto una scelta di non mettere le mani nelle tasche dei veneti e secondo me in questo momento è importante non aumentare la pressione fiscale dopo quello che invece Roma sta facendo nei confronti di imprese e cittadini del Veneto.